Akragas ultima in classifica e con il rischio di perdere ulteriori punti legati al differimento dal club da parte della Procura federale per inadempienze di natura amministrativa e tributaria. Insomma, il baratro sembra davvero ad un passo, ma l'allenatore bianco-azzurro Raffaele Di Napoli non si tira indietro e ci mette la faccia per analizzare il momento difficile della squadra. In un anno e mezzo alla guida dell'Akragas non ho mai cercato alibi e mai li cercherò, nonostante si è sempre lavorato tra mille difficoltà. Non abbandono la nave nel mezzo della tempesta, assicura il tecnico. Non mi dimetto per dignità personale e professionalità. Non ho mai pensato di lasciare l'Akragas e mai lo farò. Alla gente e ai tifosi, che rispetto tantissimo, voglio ricordare che lo scorso 15 luglio è morta mia madre e il 18 luglio sono subito corso a scegliere il materiale sportivo per l'Akragas perché ritengo Agrigento la mia seconda casa. Sono ancora le parole di Raffaele Di Napoli, che poi aggiunge: voglio anche ricordare a quanti sponsorizzano altri allenatori che il sottoscritto in un anno e mezzo ha lavorato in situazioni molto difficili e nonostante tutte le avversità è stata ottenuta una salvezza con una squadra imbottita di giovani. In questi mesi è stato fatto un lavoro straordinario e due dei nostri giovani calciatori sono stati ingaggiati dal club di Serie A. Il riferimento è alle Vecca, approdato al Torino, e Tripoli al Crotone. Per me e per il mio staff è motivo di grande orgoglio, sottolinea Di Napoli, avere riconosciuto il lavoro svolto nella valorizzazione dei giovani da parte di società professionistiche. Nonostante le ristrettezze economiche del budget a disposizione, siamo una squadra che gode del rispetto di tutti e fa piacere ricevere per il calcio profuso dalla mia squadra i complimenti di club del calibro di Lecce, Catania, Siracusa, Catanzaro, Cosenza e Trapani, per citarne alcune. Ancora una volta ci metto la faccia e continuerò a farlo sempre. Nel mercato di gennaio società di Serie B e C hanno preferito mandare il loro giocatore da noi, nonostante le note difficoltà, per valorizzarli ulteriormente. Tutto questo non fa altro che darmi uno stimolo in più per cercare di portare a termine il nostro obiettivo tra mille diffidenze e critiche, secondo me non costruttive. Posso dire a testa alta, evidenzia ancora Di Napoli, che sono un professionista serio ed un uomo che ha il gigante nel cuore. Non sono come quella gente che ci ha criticato un intero anno e poi a maggio ha festeggiato con noi la salvezza. La nostra classifica è deficitaria, ma posso assicurare, conclude l'allenatore, che non molleremo di un centimetro, che vedremo cara la pelle contro qualsiasi avversario, con l'obiettivo di centrare i play-out e provare a salvare la categoria.